Ma qualcuno mi chiede perché scrivi poesie, altri mi chiedono perché ti occupi di biologico, altri mi chiedono perché ti occupi di paesaggio, qualcuno mi ha chiesto perché ami la politica e parli sempre di libertà, ma perché fondamentalmente amo la vita e la poesia non è altro che uno strumento, è un elogio alla bellezza, e la bellezza è necessaria, assolutamente necessaria per vivere. Angelo, lei ne ha curato la prefazione, quali sono gli aspetti dell'intervista? Questo libro che presentiamo stasera, Il fuoco e la luna, è una raccolta molto particolare, perché si pensa in genere alla poesia come al disimpegno, ci si concentra sugli aspetti estetici della bellezza, ma la bellezza della poesia è anche impegno civile, e questa raccolta si inserisce proprio nel solco della tradizione civile novecentesca. Quindi sarà una serata sicuramente ricca, non solo perché ascolteremo bei versi, ma anche perché rifletteremo su tematiche importanti, e credo che sia importante per la città di Agrigento questo evento, in quanto potremo avviare un dibattito con il pubblico.